Salve a tutti, benvenuti a questo nuovo appuntamento mattiniero di Confesercenti del Veneto Centrale. Entrate in divieto di accesso. Un caffè con sentite già i nostri ospiti, aspetta che spegniamo qualche microfono altrimenti non riusciamo a parlare. Ecco, questi incontri di Confesercenti del Veneto Centrale intendono rafforzare un po' il legame tra i vari attori del mondo del commercio e del pubblico esercizio in questo periodo difficile. Oggi siamo nel distretto appunto di Campo d'Arsego e vedete già collegati con noi gli ospiti. Facciamo una piccola e veloce panoramica. Abbiamo l'assessore Lara Razzioli. Ciao Lara. Rizzioli, ciao, buongiorno. Assessore alle attività produttive e commercio appunto di Comune di Campo d'Arsego. Ciao ancora Lara. Buongiorno a tutti, grazie. Abbiamo sempre con noi Fabio Marzaro. Salve Fabio. Ecco Fabio, buongiorno. Tu sei in centro a Campo d'Arsego, sì? Vediamo. Io sono proprio in piazza Europa a Campo d'Arsego di fronte al municipio, Palazzo Squarcino. Fabio è assessore alla cultura e all'urbanistica appunto del comune di Campo d'Arsego. Ecco, dovremmo avere in comune istruzione e anche edilizia privata. Perfetto, abbiamo in collegamento anche Alessandra. Ciao Alessandra scusami, Bergamin. Ciao Alessandra. Ciao. Co-manager appunto del distretto di Campo d'Arsego. Sì. E poi abbiamo appunto Sergio Boggian. Ciao Sergio. Buongiorno a tutti. Che è il manager del distretto appunto di Campo d'Arsego. Ecco Sergio, partirei direttamente da te, a parte che non riesco a vederti il volto, hai un po' la telecamera abbassata. Eccoti qua, benissimo. Sergio, per iniziare facciamo un po' un quadro di qual è l'importanza di avere un distretto del commercio in un comune come è quello anche di Campo d'Arsego, anche per dare un po' un'idea dell'entità di questo distretto. Sì, ma allora buongiorno a tutti e benvenuti. Sono Sergio Boggian, sono un funzionario Confesercenti e ho l'incarico di manager di distretto nel comune di Campo d'Arsego con Alessandra Bergamin. Due parole, Campo d'Arsego è un comune a nord di Padova da cui dista pochissimi chilometri. L'importanza del distretto del commercio. L'importanza del distretto. Il distretto del commercio è un'area dove con un metodo di gestione innovativa ed unitaria si creano delle opportunità per lo sviluppo delle imprese presenti nel territorio. Come è composto il distretto di Campo d'Arsego? Il distretto di Campo d'Arsego è composto dal centro di Campo d'Arsego e comprende le due frazioni di Reschigliano e Sant'Andrea. E tra l'altro la viabilità principale di collegamento tra le tre realtà vede un'apprezzabile presenza di attività commerciali. Certo. Il sistema commerciale d'Arsego, Reschigliano e Sant'Andrea, quindi del capoluogo e delle due frazioni, è caratterizzato da piccola e media distribuzione e da negozi di vicinato che mantengono vivo il centro, garantendo anche un servizio giornaliero di merci, ma non solo, anche di relazioni umane che sono, soprattutto in questi periodi, sono elemento molto importante per quanto riguarda le comunità. A lunedì poi ricordo che c'è un mercato che è uno dei più vecchi della provincia, che anima il centro cittadino di Campo d'Arsego, ma riesce ad attirare, fa da polo di attrazione anche per i comuni limitrofi. Certo. Sergio, ecco, importantissimo penso sia anche il ruolo che ha appunto nei rapporti con l'amministrazione comunale. Sì, volevo significare l'ultima cosa da un punto di vista economico, che un elemento che caratterizza fortemente il comune di Campo d'Arsego è la presenza di grosse realtà produttive, soprattutto nel campo delle produzioni di macchine agricole, ma non solo, che sono note a livello non solo nazionale ma anche internazionale. Cosa molto importante. Sì, è fondamentale il manager di distretto, ma non solo, ma i distretti del commercio sono fondamentali perché riescono a tenere insieme e a mettere in sinergia l'amministrazione comunale, le attività commerciali, le attività produttive, ma anche tutte quegli enti che sono utili e servono e fondamentali appunto per
per creare opportunità rispetto alle attività produttive. Faccio un esempio per tutti, la Camera di Commercio. Certo, abbiamo parlato appunto di rapporto con le amministrazioni, infatti oggi abbiamo in collegamento con noi 2 assessori, Lara Rizzioli, assessore appunto al commercio e alle attività produttive, anche te sei all'esterno e in una giornata terza oggi bellissima. Quest'anno, Lara, è stato un anno particolarmente complicato per tutti, per i cittadini e ovviamente anche per quelle che sono le attività commerciali. Come sta andando e soprattutto come avete affrontato anche quella che era stata la prima emergenza? Sì, buongiorno a tutti. Intanto, allora, come sta andando? Purtroppo sta andando che sappiamo benissimo che adesso siamo tutti quanti in enorme difficoltà. Le attività ovviamente che stanno e stringono i denti per andare avanti, per farcela, però è inevitabile che sono allo stremo, ecco. Questo si può tranquillamente dire. Il comune di Campodarsego ha cercato comunque di essere subito nella prima ondata che abbiamo avuto, e lo siamo tuttora. Cerchiamo di essere vicini a loro, ecco. Noi abbiamo avuto delle piccole cose che abbiamo voluto essere vicini con appunto la consegna a fine anno a tutte quante le attività commerciali di un piccolo gesto che era composta appunto da una busta con del gel, delle salviettine e delle mascherine. Adesso abbiamo messo a bilancio un 50.000 euro dove appunto andremo ad aiutare le attività commerciali, i bar, i ristoranti, tutti i negozi. Adesso in qualche modo siamo anche presenti noi di persona in qualche modo per accogliere quello che possono essere le eventuali esigenze o comunque quello che sono le richieste. Purtroppo sappiamo che anche noi abbiamo le mani legate, più di tanto non si può fare, ecco, questo mi viene da dire così, di pancia, di cuore, di petto. Purtroppo siamo anche noi in difficoltà, ecco, non saprei Certo. che aggiungere, purtroppo questa è la situazione. Ecco, come diceva prima Sergio, il comune di Campodarsego appunto ha questo allungamento e quindi anche diciamo le zone più periferiche forse soffrono anche di più e quindi c'è bisogno proprio di questa vicinanza e di sentirsi tutti uniti e fare gruppo. Sì, 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 effettivamente sì. Io penso che adesso più che altro anche il rapporto umano stesso sia fondamentale per queste attività. Poi è vero che in qualche modo adesso, come ho detto, cercheremo come amministrazione di essere presenti. Certo. Ecco, Alessandra, parlerei proprio con te. Fondamentale è stato proprio in questi momenti stare. Sì, in effetti sì, le azioni del distretto fatalità sono iniziate, abbiamo iniziato quando proprio è arrivato il primo lockdown. Quindi è difficile insomma avviare un progetto in una fase in cui ci si deve tenere lontani, non ci si può incontrare, non si possono avere relazioni personali dirette. Però banalmente è questa l'occasione in cui si sperimentano degli altri sistemi di relazione. A Campodarsego, per esempio, i commercianti non avevano, neanche il comune aveva disponibilità dei numeri di cellulare dei titolari delle attività. E non sembra, ma in questo momento così veloce e lento, perché da un certo punto è lento, dall'altro è anche veloce, avere la possibilità di comunicare istantaneamente e di relazionarsi istantaneamente come gruppo, come persone facenti parte di una categoria, è molto importante, dà proprio il senso della vicinanza l'uno all'altro. E quindi ecco, la prima cosa che abbiamo fatto è quella di fare una ricognizione di dati, che sono i dati personali tipici, che sono quelli appunto del telefono, della mail, e poi una ricognizione di dati più economici riguardo le attività. Cosa significa questo? Significa creare gruppo in un territorio che, come si diceva, è molto geograficamente è un po' disperso. I negozi Certo. non sono vicini, non è un centro storico tipicamente come lo intendiamo noi, è un centro urbano ma appunto molto molto allungato.
si sente anche a volte la differenza ovviamente tra il capoluogo e le frazioni. Ecco, tutte queste cose che noi abbiamo considerato, ma poi abbiamo spinto, è stata un'occasione per far capire loro che bisogna a volte buttare il cuore al di là dell'ostacolo, accogliere anche delle sfide. Il gruppo attualmente è una quarantina di membri, e tramite il gruppo noi, ma anche tramite le newsletter, diffondiamo le possibilità di formazione. Ecco, questa è l'altra cosa importante che credo per la prima volta i commercianti di Campodarsego hanno avuto come opportunità, a meno che gli stessi non facessero parte di un'associazione di categoria. Tipicamente le associazioni di categoria sono molto attive nell'ambito della formazione. Ecco, noi abbiamo dato l'opportunità a tutti di partecipare a degli interessantissimi corsi di formazione. E da qua loro stessi adesso iniziano a proporre delle cose e noi di qui a novembre, che è la chiusura naturale insomma, della progettualità del distretto per la regione, tenteremo di intensificare la comunicazione potenziando ulteriormente i social media e altre iniziative. Certo, ecco sì, diciamo quanto importante e per fortuna che c'è questa tecnologia che ci ha dato la possibilità appunto di creare questi gruppi e di avere le informazioni e anche la formazione che Confesercenti fa continua con le aziende. Passerei all'assessore Marzaro assessore appunto parlavamo di tecnologia e lei si occupa ovviamente anche del mondo della scuola, altro settore diciamo che non è che se l'è passata tanto bene, anzi è stato uno dei momenti più difficili e continua ad essere uno dei problemi più difficili la didattica a distanza e anche le connessioni, il computer. Ci può da fare anche un'immagine di quello che è a Campodarsego il problema della scuola? Sì, noi in agosto dell'anno scorso abbiamo messo in atto tutte quelle misure che erano necessarie per rendere le nostre scuole sicure. In accordo con il dirigente, la dottoressa Milena Di Chiuto, abbiamo allargato le aule, abbiamo messo giù banchi nuovi, abbiamo fatto tutto quello che serviva per mettere in sicurezza i nostri ragazzi, entrate separate. Finora abbiamo avuto pochissimi problemi, qualche classe come in tutta Italia è andata in quarantena fiduciaria e non ce l'aspettavamo di entrare adesso in zona rossa, perché zona rossa vuol dire avere i bambini a casa e mettere in crisi le famiglie che soprattutto in questi anni qua entrambi i genitori lavorano, molti non hanno la possibilità di avere i nonni babysitter e quindi c'è il problema chi tiene i bambini a casa. Anch'io ho alcuni dipendenti che si turnano con la moglie e un giorno sta a casa uno, un giorno sta a casa un altro. Speriamo che la zona rossa finisca al più presto e che i bambini possano ritornare a scuola. I bambini purtroppo è un anno che loro non hanno più la socialità che avevano prima, feste non ne fanno più, anche a livello culturale in biblioteca non facciamo più nessuna iniziativa e questo penso che sia un grosso problema per queste generazioni di ragazzini, di adolescenti in cui gli manca proprio il rapporto, coltivare l'amicizia, coltivare i rapporti sociali tra di loro. Certo. Speriamo che con il 6 di aprile possiamo ritornare in zona, io non dico arancione ma gialla, e che i ragazzi possano tornare a scuola a fare istruzione, perché secondo me la didattica a distanza sì, serve, però non è la stessa cosa di fare scuola tutti insieme con il professore davanti. Ecco, assessore, dal punto di vista anche delle connessioni internet, la rete, il comune di Campodarsego com'è su questo aspetto? Questo è un tasto un po' dolente che lei sta toccando, perché avevamo Open Fiber che era stata deputata dal Ministero delle Infrastrutture a cablare tutto il territorio di Campodarsego. Sono partiti nel 2018, dovevano terminare alla fine del 2019, poi spostato al 2020, hanno fatto solamente il 30% del territorio, quindi abbiamo ancora molte zone, soprattutto al di fuori del capoluogo, le frazioni periferiche di Bronzola, di Fiumicello e la località Bosco del Vescovo, che sono ancora prive di connessioni. Oltre a mancare la fibra, in queste frazioni manca anche la connettività wifi, la connettività diciamo il 4G.
perché mancano le antenne e quindi il segnale è poco potente. Quindi la didattica a distanza sì, va bene, però se non abbiamo la connessione non riusciamo a collegarci. Abbiamo perché... adesso... Prego, Fabio. Sì, termino. Ci siamo trovati con l'Enfiber, che è un'altra società che fa infrastrutture. Ci hanno assicurato che ci presentano un progetto entro la fine di marzo per poter cablare tutto il territorio, quindi anche le frazioni di Fiumicello, Bronzola e Bosco entro la fine dell'anno. Aspettiamo fiduciosi con la speranza che si possa fare. Certo. Lara, le connessioni internet sono essenziali anche appunto per le attività commerciali. È anche vero che diciamo rispetto ai scolari o alle famiglie, chi ha un'attività commerciale di solito ha già una connessione internet adatta, però appunto quanto questo è fondamentale anche per potersi appunto connettere e cercare nuove modalità non solo di commercio, ma anche di connessione appunto e di relazione. Beh, io penso sia fondamentale, appunto come dicevi tu adesso, cioè è fondamentale ed essenziale, anche perché è l'unico, penso, modo che adesso rimane appunto importante, proprio perché dà la possibilità comunque sia ai clienti e comunque al titolare stesso di un'attività di tenersi in qualche modo in contatto con quella che è la sua utenza o clientela che sia, quindi si possono sviluppare sistemi alternativi anche di vendita o di comunicazione, il fatto stesso magari non lo so, di orari di apertura o come uno intende gestire la propria attività, quindi a maggior ragione è fondamentale, e anche perché comunque può accedere adesso anche a vari corsi o comunque qualsiasi situazione di aggiornamento che ci può essere, ecco, quindi ribadisco fondamentale. Certo, Sergio, infatti volevo arrivare anche a questo. Fondamentale è stata la presenza. Mi monto in macchina, ma via, sto ancora con Egafica. Sì, Sergio, dicevo, è stata fondamentale la presenza di una categoria come quella di Confesercenti, proprio per dare in questi momenti informazioni, e tanta formazione è stata fatta e continua a fare l'associazione per cercare appunto nuove opportunità da dare appunto agli associati. Scusate. Sì, è ovvio che in momenti, la formazione negli ultimi anni si è visto che la formazione è un elemento fondamentale per una serie di motivi e per una stragrande maggioranza di tipi di attività, chiamiamole così. Ed è ovvio che questa formazione che stiamo dando con i corsi, con i webinar, diventa veramente, veramente importante, perché riesce, come si diceva prima, ad arrivare a più persone in un momento in cui fisicamente purtroppo non ci si può arrivare, e quindi è chiaro che perlomeno dal nostro punto di vista è effettivamente un elemento importantissimo. Certo. Sì, Alessandra, te che sei anche diciamo a contatto proprio stretto con gli associati del distretto, qual è anche diciamo la domanda o la richiesta che vi hanno fatto più spesso, proprio sia nei momenti di crisi all'inizio, ma anche durante diciamo la gestione di questa pandemia? Quando scoppia la zona rossa, la zona arancione, insomma quando c'è l'emergenza contingente in cui ci sono regole da seguire, sono interessati ovviamente a capire che cosa possono e non possono fare. Ora l'organo più preposto a dare risposte è di nuovo il comune, nel caso specifico il comune di Campodarsego, anche la federazione, però anche a noi insomma ci chiedono, hanno esigenze di capire che cosa devono e non devono fare. Di richieste particolari poi sinceramente non ne abbiamo avute, nel senso che ancora li vedo abbastanza timidi, tra virgolette, stranamente, perché
di solito nella natura dei commercianti è quella di essere abbastanza esuberanti, però abbiamo visto che ogni proposta, anche dove ci sembrava magari che fosse così cose che potevano avere un significato relativo, insomma, che noi consideravamo relativo quantomeno, invece sono state sempre molto, molto gradite. Quasi dire, ma si può fare anche questo, ma anch'io ho legittimità ad apparire nei social, a postare le mie foto, a descrivere la mia attività. Quella tipica timidezza, mi si passi il termine, di chi finora è stato abituato oggettivamente a lavorare soltanto nella propria attività e con strumenti del tutto tradizionali. Non so se alcuni di loro se abbiano effettivamente un accesso ad un social. Certo. E quindi questa possibilità è senz'altro importante. E noi stiamo cercando di far capire loro che il fatto di palesare, di rendere manifesta la loro unità, questo senso di distretto e questo senso di community che loro devono avere, è importantissimo se noi vorremmo in futuro, come è allo studio, proporci con altri progetti ad altre realtà, per esempio tutto il mondo del welfare aziendale. C'è bisogno che loro si allineino tra di loro in termini di proposta commerciale, in termini di online, in termini di accesso anche alle tecnologie. C'è bisogno che loro un po' si allineino per essere più propositivi anche per altre progettualità che sono del presente ma soprattutto del futuro. Certo. Ecco, Alessandra, è stato il Natale, è stato uno dei banchi di prova appunto per queste vostre attività, e come ha risposto appunto la popolazione? Hai chiesto a me? Sì, sì. A Lara, a me, sì. Ho chiesto a te solo che appunto c'è Lara che ha il microfono un po' aperto. Eccomi, mi sentite? Sì. No, vabbè, che con l'occasione intanto io purtroppo vi devo salutare perché sono arrivata a casa e devo fare l'altro collegamento, ahimè, e qui adesso funziona così, si stacca da una parte e si riattacca dall'altra parte. Mi dispiace veramente tantissimo salutarvi e lasciarvi, e spero ci si veda presto, magari in un'altra situazione, magari davvero tutti quanti in piazza a prendere un caffè assieme e a ritornare alla vita normale. Bene. Un abbraccio ancora a tutti e grazie. Ecco, ringraziamo Lara Rizzioli, assessore appunto alla attività produttiva e al commercio del comune di Campodastico. Grazie ancora. Sì, torniamo un attimino con te, Alessandra. Dicevamo appunto uno dei banchi di prova è stato il Natale, dove appunto la risposta qual è stata da parte appunto dei commercianti, delle vostre iniziative che appunto si svolgevano anche in modalità un po' diversa quest'anno. Sì, del tutto diversa. Poi credo su questo l'assessore abbia magari un po' di cose da dire più di me. Io posso solo dire che per la prima volta anche qui li abbiamo coinvolti nella realizzazione di un video, come tu sai. Il video ha avuto molto successo e anch'io sono rimasta molto sorpresa di come loro si sono messi in gioco, di cosa hanno saputo esprimere, e sono rimasta poi non sorpresa perché sapevo che il video come strumento di comunicazione è molto efficace, però oggettivamente per loro è stato un successo. Il Comune poi ha fatto, adesso qui può dire Fabio, questa iniziativa della borsina, del kit di materiale igienizzante, però magari lascio la parola a Fabio perché poi lui ha visitato concretamente, lui e Lara hanno visitato concretamente le tante attività. Sì, Fabio, se si può dare un punto, magari far capire come ha risposto, come hanno risposto i commercianti e insomma, questa iniziativa che appunto è solo l'inizio di una serie che si vorranno fare. Sì, intanto colgo l'occasione per ringraziare Alessandra e Sergio e Cescot per l'aiuto che ci stanno dando nel promuovere il distretto del commercio. Abbiamo avuto una buona risposta da parte dei commercianti, non ce l'aspettavamo neanche noi, e abbiamo iniziato l'anno scorso Ci ha lasciato il collegamento, ci ha lasciato
Vediamo se si ricollega l'assessore. No, Alessandra, passo. Lui voleva, sì, probabilmente si riferiva al fatto che già la prima azione del distretto era stata quella proprio dell'acquisto delle colonnine porta gel. È stata una delle prime cose che abbiamo fatto, che il Comune ha fatto in collaborazione con il distretto, e quindi sono state consegnate le colonnine, un bel elemento in acciaio con il gel detergente. Sì, ecco, ecco, sono ritornato. Sì. Ecco, sì, Fabio, c'era andato via un attimo il collegamento. Sì, ho sentito che ha continuato l'Alessandra. Poi da Natale, sempre in collaborazione con Alessandra e Sergio, abbiamo preparato un kit da portare a tutti i nostri negozi, bar, ristoranti. Sergio, forse siamo rimasti perché tutti ci hanno ringraziato, non se lo aspettavano, ma noi abbiamo voluto dare un segno di vicinanza ai nostri esercenti, ai nostri negozi. E come diceva prima Lara, adesso abbiamo messo a bilancio di previsione 50.000 euro per andare a ristorare quelle attività che sono state chiuse più di tutti, tipo i ristoranti, i bar e altre tipologie di negozi. Facciamo quello che possiamo. Colgo l'occasione per dirvi anche che io sono adesso in Piazza Europa, ve la mostro, è la piazza che è stata rinnovata, l'abbiamo inaugurata nel 2018, perché prima la piazza era a tutti gli effetti un parcheggio. Abbiamo tolto dei posti auto che comunque non sono andati persi, ma li abbiamo distribuiti in altri luoghi del centro, perché diventasse il salotto di Campodarsego, un posto dove trovarci, dove fare festa, dove fare aggregazione. L'abbiamo usufruita purtroppo solamente nel 2018 e 2019, tante iniziative che erano in programma per il 2020 le abbiamo annullate, a partire dalla festa dell'Angelo, che per noi è una fiera tradizionale che ha molti anni di storia, in cui ci si ritrova insieme con la festa degli uccelli per fare movimento, per fare aggregazione e per far festa. Quest'anno 2021 è saltata lo stesso, abbiamo la speranza che per l'anno prossimo sia tutto finito e di poter continuare a ritrovarci, come altre attività culturali che purtroppo sono andate a morire. Abbiamo fatto delle prove con Facebook, con delle dirette, con degli streaming, ma come dicevo prima, come la didattica a distanza, non è la stessa cosa trovarsi di persona per poter colloquiare, scambiare idee e vivere, diciamo, la quotidianità insieme con il prossimo. Certo, tutti speriamo appunto in questo piano vaccini che vada nel migliore dei modi, in modo da poter andare fuori da questo incubo che ormai ci perseguita. Alessandra, ti chiederei un'altra cosa, nonostante appunto tutte queste difficoltà, avete delle azioni che state già pensando insieme ai commercianti? Ovviamente questa Pasqua sembra ormai già compromessa, però appunto i commercianti non demordono. Sì, assolutamente. Noi stiamo lavorando su una pianificazione di attività che riguardano sia degli itinerari turistici, ma anche degli itinerari del commercio da proporre ai consumatori. Stiamo lavorando poi, sarà una prossima azione che abbiamo definito da poco, sui vuoti, nel senso sulle attività sfitte. In collaborazione con la Camera di Commercio uscirà un bando per tentare di assegnare queste attività e di riempirle. E questa è un'azione molto importante, perché qui purtroppo a Campodarsego e Frazioni si percepisce proprio questa assenza, le tante vetrine vuote e sfitte, e quando si spegne un negozio va in crisi tutto il sistema, non sembra, ma purtroppo è così. Certo. Poi il Comune sta studiando tutta una serie di iniziative per l'estate, ovviamente stiamo andando passo passo con la vita che stiamo vivendo, cui non sapremo se domani saremo rossi, gialli, però avendo tanta fiducia appunto nel piano vaccinale e anche nella stagione calda, che tradizionalmente allontana un po' il pericolo della pandemia. Certo.
queste sono poi, come dicevo, il potenziamento degli strumenti di comunicazione. Ci sono insomma varie cose, però ecco, le stiamo sicuramente programmando, ma per essere sicuri insomma, di quando saranno effettivamente realizzate dovremmo attendere tempi migliori. Sì, diciamo che sì, il programmare in questo periodo è veramente difficile, se non impossibile. Ecco, niente, io vorrei innanzitutto, siamo arrivati praticamente alla fine di questo nostro appuntamento, quindi vorrei parlare un attimino ancora con Fabio Marzaro. Abbiamo, diciamo, una sensazione di purtroppo attività che chiuderanno, che non ce la faranno ad riaprire da Campodarsego, oppure la tenacia riescono ancora a tenere aperto e vogliono mantenere aperto, anche per questo che dovrebbe essere, si spera, l'ultimo miglio prima dell'apertura totale? Non abbiamo la sensazione di attività che vogliano chiudere. Come hai detto tu prima, la tenacia è una caratteristica proprio del popolo veneto e quindi anche dei cittadini di Campodarsego. Abbiamo fatto un giro l'altro giorno, io e Alessandra e Sergio e Lara, nei negozi del centro e della periferia. Abbiamo notato anche tanta fiducia da questi commercianti che sapevano che da lunedì sarebbero entrati in zona rossa. Teniamo duro, questa è la parola che ho sentito dire da più parti, teniamo duro, con la speranza che il 6 aprile sia veramente l'ultimo giorno e poi si possa ritornare in arancione e gradatamente in giallo, ma io sono fiducioso che le nostre attività possono continuare. Sì, anche perché abbiamo visto tutti che appena c'è la possibilità di riaprire la gente si muove in massa, gli acquisti ci sono, la gente ha voglia di muoversi, anche di spendere, di entrare nei ristoranti, nei bar, quindi diciamo la crisi appunto non dipende dalla volontà, ma è solo appunto questo virus che purtroppo ci obbliga. Un'altra cosa che stavamo pensando, che ne abbiamo discusso l'altro giorno con Alessandra, Sergio e Lara, è quello del welfare. Welfare che ormai sono diversi anni che ne sentiamo parlare, welfare che ha messo in atto quasi esclusivamente le grosse aziende a partire dai 300-400 dipendenti su. Noi volevamo fare un welfare aziendale e comunale, cioè volevamo trovare la possibilità che i nostri negozi, i nostri esercenti potessero, diciamo, aderire a un network da andare a proporre poi alle aziende del nostro territorio. Come diceva Sergio prima, noi abbiamo delle aziende che sono non solo perché possono dare di buoni spesa ai loro dipendenti e possono essere spesi nel territorio di Campodarsego. È un percorso un po' difficile, però vogliamo tentare, vogliamo provare a fare qualcosa per i nostri commercianti. Bene, grazie anche di queste parole Fabio, e ringrazio innanzitutto oggi gli ospiti che sono stati qui con noi a questo appuntamento, quindi ringrazio Sergio Boggià, manager di distretto. Grazie Sergio. Grazie a voi. Ringrazio appunto Alessandra Bergamin, co-manager anche lei, e Lara Rizzioli che ci ha dovuto lasciare appunto per altri impegni, e ringrazio senz'altro Fabio Marzaro, assessore appunto di Campodarsego. Grazie a tutti dell'appuntamento e noi ci vediamo martedì prossimo sempre con queste dirette di Confesercenti del Veneto Centrale. Grazie a tutti e buona giornata. Altrettanto. Buona giornata, grazie.